Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'Iforna 7 di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Alla Rigamonti Ceppi si affrontano Lecco e Pro Sesto per la 19ª giornata del girone di andata, ultima del girone di andata nella girone A di Serie C. Lecco che vuole la terza vittoria consecutiva dopo la cura De Paola che sta dando i risultati, assente il mister per Covid in panchina Andrea Malgrati. Mentre la Pro Sesto vuole tornare alla vittoria che manca dal 31 ottobre contro il Seregno. 3 punti nelle ultime 5 per la squadra di Sesto San Giovanni. Il Lecco a dare il via alla partita che si gioca di sabato pomeriggio alle 14:30, anticipo per permettere poi il turno infrasettimanale alla vigilia di Natale. Mercoledì il lancio di Scapuzzi al 7° minuto, la conclusione con il sinistro di Ghezzi, finisce fuori. La prima a farsi vedere è la Pro Sesto, 17° angolo di Iocolano, spiovente in area, ributtato fuori. Masini ci pensa un po', carica il destro. La fucilata, che però finisce lontana dallo specchio della porta di Delfrate, non troppo, ma poca inerzia nella conclusione di Masini, che forse aspetta anche un tempo di gioco in più. Calcio di punizione battuto dalla Pro Sesto e poi arriva la conclusione con Brentan. Nessun problema per Pissardo, minuto 21, di una partita con discreto ritmo, che poi tende però a spegnersi nel corso del primo tempo. Iocolano sulla punizione, uno schema, Masini ancora dalla stessa zolla di poco prima, tiro che lo ricorda quello precedente, e anche l'esito è il medesimo, fuori dalla porta di Delfrate. Si lotta a centrocampo, 29°, va via bene sulla destra Luca Giudici, che allora sceglie di andare fino in fondo, poi però il tiro cross troppo morbido, Delfrate non ha assolutamente problemi. Alla mezz'ora la sgroppata del numero 7 Luca Giudici, dall'altra parte un po' di spazio imposta la Pro Sesto con Maldini, poi il pallone dentro, la girata di Ghezzi, la parata di Pissardo decisiva, qui la migliore occasione del primo tempo per gli ospiti, la risposta del portierone bluceleste, ripresa Sparandeo, il cross con il mancino, sembra perso, arriva dall'altra parte però Luca Giudici e la fa sfilare, poi trova un tocco per Masini. Masini si porta la palla sul mancino, prova la conclusione, curva nord. Ancora Lecco con Kraja, mette giù il pallone, lo perde, l'aggressione dei centrocampisti della Pro Sesto dentro il pallone, l'anticipo sbaglia però Battistini, allora il cross dentro, si avvita Scapuzzi sul cross di Capelli. Che errore della difesa del Lecco. Battistini che consegna il pallone agli avversari, ancora una volta grande occasione per la Pro Sesto. Masini sulla destra, 73°, il traversone, Ganz finisce a terra, l'arbitro fa cenno di rialzarsi, Emanuele Frascaro di Firenze, il direttore di gara. Ganz allarga le braccia, è entrato dalla panchina per Petrovic, non c'è nulla. Secondo il direttore di gara, rivediamo il replay. Tordini, anche lui è entrato dalla panchina, sbaglia il passaggio, poi ancora Lecco, si avventa sul pallone Iocolano, Iocolano dentro il pallone, Tordini anticipato da Maldini che salva la porta, qui non ci sarà nemmeno calcio d'angolo, salva la propria porta. 79°, Tordini va a schiantarsi su un avversario, allora va via la ripartenza, la guida l'ex di giornata Riccardo Capogna, la sterzata, poi grande pallone in mezzo per la corsa di Capelli che mette dentro un pallone, Masini si fa tutto il campo a evitare la rete della Pro Sesto, rischiando anche l'autogol, ma scivolata provvidenziale del 27 bluceleste. 80°,
L'1-2, Brentan sulla linea di fondo, Scapuzzi in avvicinamento, però Brentan crossa con il mancino, il colpo di testa, la deviazione di Zeliak con la schiena e Pissardo ancora una volta decisivo. Le migliori occasioni sono della Pro Sesto, 86esimo. Maldini a destra, dentro il pallone, cerca di metterlo giù Capogna, la gira, poi però gioco fermo sulla conclusione di Della Giovanna. Una delle ultime occasioni della partita. Capogna che si è spento tanto come al solito, anche quando era in blu celeste, lo ricordano i tifosi del Lecco. Grande generosità, qualche lampo come nel finale a creare occasioni. 92esimo, Giudici a sinistra, sterzata centrale, avrebbe l'opportunità di calciare, lo prova col destro. Il tiro però finisce alto sulla porta di Del Frate e si spengono qui le occasioni e le chance del Lecco. Ce n'è ancora una però per la Pro Sesto, perché centralmente il colpo, Pissardo va a dire no a colpo sicuro alla Pro Sesto. La grande chance nel finale. Finisce 0-0, ma rimpianti sono per gli ospiti, perché è la Pro Sesto ad andare più vicina alla rete della vittoria, soprattutto nel convulso finale in cui Lecco paga la stanchezza